Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo in questa giornata di metà mese, un buon inizio settimana che noi apriamo con l'energia delle stelle di Radio.0 e quindi pronti a partire per il nostro viaggio tra i 12 segni. Iniziamo subito dall'Ariete. Idealizzato, l'amore è ancora più bello, peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile. Cuore da pazzerelloni, ma testa da persone serie alla fine. Gli impegni di lavoro a voi dell'Ariete non consentono svarioni. Toro, questo lunedì prevede un'immersione totale nella routine che servirà però a smaltire il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Obiettivi ambiziosi vostri richiedono grande pazienza, scalpitare per sbrigarvela in fretta vi crea solo tensione, tenetelo bene a mente. Gemelli, l'amicizia prima di tutto, senza aspettative. Notando le difficoltà economiche o esistenziali di un amico siete i primi ad offrirgli un aiuto. Felici e contenti oggi in viaggio, così come al lavoro siete circondati da rapporti di complicità e soprattutto di fiducia. Cancro, semaforo giallo acceso dalla luna in quadratura che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco con il rischio di concludere poco o niente alla fine. Nei rapporti il problema sono le aspettative da parte vostra, se pretendete troppo dagli altri rischiate infatti di rimanere delusi. Leone, assecondatelo il desiderio di cambiare aria, lontano dal solito ambiente in questo lunedì può capitarvi qualcosa di simpatico e magari anche di eccitante. Di fronte a un'offerta pur lusinghiera non perdete il senso della realtà, le stelle vi consigliano di valutare tutto con prudenza. Amici della Vergine, le ambizioni sono grandiose, i progetti, almeno i vostri, sono ben costruiti, ma per realizzare tutto vi mancano i fondi e di condividere con i soci non se ne parla nemmeno. Oggi l'importante è che non vi isoliate, rimuginando infatti i problemi anziché risolversi si amplificano. Bilancia, in coppia una spiacevole atmosfera di freddezza si instaura a causa di un banale bisticcio quotidiano. Non tiratela però per le lunghe, chiarite al più presto con la dolce metà. Prestate poi attenzione, maggiore attenzione al vostro benessere fisico. Oggi è meglio iniziare la settimana con calma, evitate quindi le attività troppo faticose. Scorpione, se un palpito d'amore c'è, è subordinato al lavoro. Magari siete innamorati di un collega oppure il partner fa parte della vostra stessa azienda. Impegno a favore dell'ecologia e soprattutto degli animali, come il vostro quattro zampe che ormai è il re della casa. Amici del Sagittario, tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare infatti molte simpatie. Se il colpo di fulmine arriva e arriverà, passa attraverso il gioco e qualche piccola follia, la complicità vi unisce. Capricorno, è tempo per voi di chiudere con gli schemi del passato inventando qualcosa di innovativo, magari una start-up che contribuirà a rimpinguare le vostre finanze. Rapporti complici e sereni con amici e colleghi, infatti questi sono fondati sul dialogo e sulla condivisione di interessi ed è questa la strada giusta. Acquario, lunedì sereno e ricco di soddisfazioni per voi grazie alla luna armonica al vostro segno. Amici, parenti, colleghi e compagni sono tutti che vi gravitano attorno. Sarebbe un vero peccato in questa bella atmosfera sprecare del tempo a rimuginare su questioni che faticate a metabolizzare, quindi non fatelo. E chiudiamo infine con i pesci. Argomento del giorno, le finanze. Le vostre vanno su e giù, proprio come l'umore, in parte prosciugate da pagamenti, in parte da acquisti voluttuari. Se è un po' che pensate di prenotare una vacanza, l'occasione giusta potrebbe capitarvi proprio oggi. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana dalle nostre stelle. Noi ci risentiamo domani per tutte le novità, quindi non perdete l'appuntamento del martedì. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0